Entra nel vivo la campagna elettorale dei volti protagonisti alle elezioni regionali siciliane del prossimo 5 novembre. Tra questi figura in rappresentanza del centrosinistra il candidato governatore Fabrizio Micari, che nella giornata di ieri ha svolto una serie di incontri con varie realtà dell'Agrigentino. Verso le ore 19:15 Micari ha fatto tappa a Favara. Ad organizzare la serata il locale circolo del PD. Sede dell'incontro è stato Palazzo Cafisi. Sicilia TV è stata presente all'evento. La nostra redazione ha chiesto al candidato governatore qual è la sua visione della realtà favarese e le possibili vie di sviluppo della stessa. Favara è una tappa importante evidentemente di questo percorso, perché ha una caratterizzazione come città di un notevole rilievo, e quindi anche qui il mio messaggio è rivolto a cercare di creare condizioni perché soprattutto la componente più giovane della popolazione possa avere un futuro. Il dramma di questa terra è proprio quello della migrazione. I giovani sono costretti ad emigrare per poter trovare lavoro, e invece io vedo che ci sono tante imprese. Ho visto anche, entrando appunto in questa città, che c'è delle iniziative nuove, c'è una mentalità nuova, si sta cercando di utilizzare degli strumenti di finanziamento per le imprese, insomma, e allora questo lo dobbiamo potenziare, rafforzare e fare crescere. Dal territorio favarese l'argomento si è poi spostato su quello provinciale. Nella fattispecie abbiamo chiesto a Micari, in previsione di una sua eventuale vittoria alle prossime regionali, quali sono il suo programma e le sue proposte per la provincia di Agrigento. È chiaro che qui ci sono alcune esigenze. Una è sicuramente quella delle infrastrutture. La Palermo-Agrigento sappiamo bene in che stato è, sappiamo bene come in generale tutto il sistema, tutta la rete delle strade provinciali è in grandissima difficoltà, e poi questa è la prima cosa. La seconda cosa riguarda invece appunto gli strumenti di incentivazione per le imprese, proprio perché possano, attraverso gli strumenti esistenti e creandone anche degli altri, possano procedere con dare lavoro ai giovani. C'è anche moltissimo da fare sul fronte dei diritti, penso in primo luogo al diritto allo studio per esempio, e al rafforzamento degli strumenti che riguardano la scuola. L'ultima domanda, rivolta a Fabrizio Micari, è stata un suo punto di vista riguardo agli altri maggiori pretendenti alle regionali. Sul Movimento 5 Stelle posso soltanto dire che difficilmente darei il mio condominio da amministrare a chi dimostra che insomma la competenza di amministrarlo è piuttosto lacunosa. Devo dire, sia sul fronte diciamo delle primarie, regionarie come si chiamano, ma anche sul fronte dell'esperienza di governo nelle città dove già i 5 Stelle sono al governo. Devo dire che ci sono delle lacune importanti, perché ci vuole visione e competenza, e non mi sembra diciamo che ci siano quelle competenze necessarie. Per quanto riguarda invece Musumeci e l'altra coalizione, è una coalizione di destra ed è una coalizione quindi molto spostata, dove diciamo, il peso fondamentale è sicuramente quello dei movimenti maggiormente di destra, e oltretutto devo dire che nella coalizione sono presenti delle figure politiche che già hanno governato questa terra negli ultimi 10-15 anni. Qui c'è per esempio un problema grossissimo relativamente all'acqua, no? L'acqua deve essere ovviamente un bene pubblico, qui ci sono grossi problemi relativamente all'acqua. Credo che molte delle scelte che oggi paghiamo siano proprio da attribuire a quei governi, e da questo punto di vista la riproposizione di quell'esperienza di governo mi pare molto negativa per questa terra. All'incontro non sono mancati esponenti locali e regionali del PD. Il Partito Democratico c'è, afferma il locale coordinatore Carmelo Vitello. Siamo scesi in campo. Di certo appunto in questi giorni la politica regionale e nazionale ci sta facendo vedere come l'improvvisazione del Movimento 5 Stelle e di chi ad oggi si ripresenta ancora per la quarta volta con quelle carrozzate che tanto male hanno fatto la Sicilia, di certo non possono rappresentare il futuro di questa isola. Con il professore Micari noi cercheremo di governare questa regione, che ha la necessità assolutamente di cambiare marcia attraverso le priorità che sono quelle di mettere al centro il lavoro, i giovani, la cultura, e da lì dare nuove possibilità affinché nessuno rimanga indietro.
Vitello, infine, parla della sua terra, affermando che a Favara il PD avrà un'ottima affermazione. Io credo che a Favara il centro-sinistra, così il PD, avrà assolutamente un'ottima affermazione. A livello provinciale si sta lavorando a preparare una lista che sappia appunto rappresentare le istanze dei territori, sappia rappresentare competenza, qualità e novità. Assolutamente il PD è una forza di governo che si candida a governare i territori.